Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Continua il nostro viaggio attraverso le DOP e le IGP del Veneto. Quest'oggi incontreremo il formaggio Piave DOP e proprio per questo siamo in collegamento con il presidente del consorzio, Germano De Bortoli, che ringraziamo per essere con noi oggi. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Grazie a lei. Le chiedo subito qual è la caratteristica principale del formaggio Piave DOP. Ma il formaggio Piave DOP è un formaggio a pasta dura, è un formaggio dolce, non è piccante, è caratteristico perché ha un sapore unico, probabilmente dato dall'alimentazione delle bovine che vengono alimentate prevalentemente con prodotti con foraggio prodotto in provincia di Belluno, che è completamente montana. Una parte rientra nel Parco Nazionale dei Dolomiti e il resto è nei vari comuni della provincia. Bene, senta Presidente, noi adesso ci vediamo una scheda tecnica e poi rientriamo, che inquadra un po' il prodotto, e poi rientriamo in studio. Prego, regia. Il Piave DOP è un formaggio a pasta cotta e dura ottenuto dalla lavorazione di latte vaccino prodotto per almeno l'80% da bovine di razza bruna, pezzata rossa e frisona, allevate esclusivamente nella zona di produzione, vale a dire in provincia di Belluno, dove la produzione casearia ha origini antiche. In quest'area lo sviluppo delle attività di allevamento del bestiame da latte si può far coincidere con il declino della Serenissima Repubblica di Venezia, quando cioè l'economia locale necessitava di una valida alternativa allo sfruttamento delle risorse forestali. Il formaggio Piave DOP si distingue nelle tipologie fresco, mezzano, vecchio selezione oro e vecchio riserva, e la stagionatura, a seconda della tipologia, può variare da 20 giorni fino a 18 mesi. Il Piave DOP presenta una forma cilindrica, crosta tenera e chiara nella tipologia fresco, che con la stagionatura diventa progressivamente più dura e scura. La pasta è priva di occhiatura e appare bianca e omogenea nel tipo fresco, giallo paglierino, granulosa e friabile, con caratteristica sfogliatura nei formaggi più maturi. Il sapore è lattico e dolce nel tipo fresco, sempre più sapido e intenso con il progredire della maturazione, senza però poi diventare piccante. Le bovine che producono il latte destinato a diventare formaggio Piave DOP sono alimentate con almeno il 70% dei foraggi e almeno il 50% della razione di sostanza secca, provenienti dal territorio di produzione. Il Piave DOP si conserva al meglio in luogo fresco e asciutto, e se porzionato è preferibile riporlo nello scomparto meno freddo del frigorifero fino al momento del consumo. Il tipo fresco è indicato come formaggio da fondere, ottimo per ricette con le crespelle o la semplice e gustosa zuppa di porri. Il tipo mezzano è ottimo se utilizzato a dadini, a riccioli o a scaglie o in ricette come lo sformato. Il Piave DOP vecchio è ottimo nelle tartine o nel risotto all'ortica. Tradizionale della cucina bellunese è il formai frit, formaggio fritto con polenta e crauti. Bene, siamo in collegamento con il presidente del consorzio del formaggio Piave DOP, Germano De Bortoli, e le chiedo, il formaggio Piave DOP ha origini antiche, vero? Ma il Piave DOP ha origini dalla fine del 1800, si è iniziato dalla costituzione delle latterie turnarie della provincia, si è iniziato a realizzare questo formaggio, negli anni si è perfezionato fino ad arrivare ad oggi. Ogni anno si è migliorato, si sono arrivati a produrre i fermenti autoctoni della provincia, e quindi abbiamo un prodotto così particolare nella storia, a decenni di storia, decenni di esperienza, fino a che siamo arrivati ad avere il consorzio e applicare un disciplinare di produzione. Bene, senta, le chiedo quanti sono, lei ha accennato che quindi il formaggio si produce, il latte arriva da vacche allevate in provincia di Belluno. Quanti sono gli allevatori che conferiscono il latte al vostro consorzio? Sono circa 170 allevatori distribuiti in tutta la provincia di Belluno. E quali sono le razze che vengono allevate? Le razze principalmente sono quattro: la bruno alpina in prevalenza, poi c'è la grigio alpina, la pezzata rossa e un po' di frisone.
E le chiedo quante forme di formaggio sono state prodotte nel 2020 e poi come sta andando il primo semestre, come è andato il primo semestre del 2021? Ma noi siamo in continuo aumento nella produzione anno dopo anno. Nel 2020 abbiamo prodotto circa 360.000 forme, nei primi 6 mesi del 2021 ne abbiamo prodotte 200.000. E le chiedo come ha inciso l'anno della pandemia sulle vendite. La pandemia ha fatto la sua parte, ha modificato un po' i consumi perché ha bloccato completamente la ristorazione e tutta l'Horeca, tutti i ristoranti. Abbiamo venduto un po' di più nella grande distribuzione, abbiamo compensato, una parte è rimasta a magazzino che abbiamo così aumentato per la nostra stagionatura e il nostro magazzino. Comunque non è andata neanche male rispetto a quello che era previsto all'inizio. E a proposito di stagionatura, quali sono le tipologie di formaggio Piave DOP? Ma le tipologie sono 5, c'è il formaggio fresco, che è quello meno, diciamo, meno conosciuto, poi c'è il mezzano, c'è il vecchio, c'è il formaggio oro, che è il top di gamma, che è quello che manifesta il massimo sapore nella sua vita di formaggio, e poi c'è il riserva, che ha oltre 18 mesi. E le faccio l'ultima domanda, poi abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione. Quali sono i mercati di sbocco del formaggio Piave DOP? Il nostro mercato principale per circa la metà è il Veneto, che è molto conosciuto, poi neanche nelle altre regioni italiane. Circa il 20% lo vendiamo all'estero, come primo acquirente sono gli Stati Uniti d'America, poi abbiamo il Canada, che è molto apprezzato. Benissimo, abbiamo capito che è un formaggio importante, è un fiore all'occhiello del nostro agroalimentare, assieme ad altri formaggi che andremo a vedere e a conoscere nelle prossime puntate. Ringraziamo il presidente Germano De Bortoli, presidente del Consorzio di tutela del formaggio Piave DOP, per essere stato con noi oggi, e noi invece ci diamo appuntamento la prossima settimana per conoscere un altro prodotto, un'altra eccellenza, un'altra DOP o IGP, vedremo, del nostro agroalimentare. Un saluto a tutti.